L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda d'essi la luce perpetua. In Sion, Signore, ti si addice la lode, in Gerusalemme a te si compia il voto. Ascolta la preghiera del tuo servo, poiché giunga a te ogni vivente. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda d'essi la luce perpetua. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Rivolgo subito un saluto ai fratelli collegati con i mezzi di comunicazione e che possono seguire anche da lontano questa celebrazione. Anche loro sono in comunione con noi tutti, nello spirito della fede in Gesù morto e risorto. Noi celebriamo ora la Pasqua della sorella Riccarda. La celebriamo non come ascoltatori, ma come partecipi della stessa morte e della stessa risurrezione di Gesù, condividendo in profondità nella fede questo evento. Chiediamo ora perdono alle nostre debolezze e fragilità, legate sempre alla nostra umanità che da sola non si dà la morte di Cristo né la risurrezione di Cristo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo. Cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi che attendiamo la risurrezione della nostra sorella Riccarda si ravvivi la speranza
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai Giudei: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Insieme. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. A te, Signore, innalzo l'anima mia. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Alleluia, alleluia, alleluia. Addittami, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Ho preparato questa riflessione alla luce della Pasqua, la Pasqua che abbiamo celebrato e stiamo celebrando. Apritemi, dice il Salmo 118, apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti e la porta è Cristo stesso. Ti rendo grazie, continua il Salmo, o Signore, perché mi hai risposto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Questo Salmo pasquale per eccellenza, la liturgia ce lo richiamerà per tutto il tempo di Pasqua. La sorella Riccarda, che era ricoverata dal 23 gennaio in condizioni dolorose per i suoi figli, ne ricordo i nomi: Felice, Sonia e Luca, e poi i 6 nipoti, i fratelli e le sorelle, ma ancor più per lei, a motivo della paresi e delle ristrettezze legate alla pandemia. Questa sorella ha vissuto con i suoi la passione di Gesù, in sintonia con quello che ha celebrato la Chiesa. Era il mercoledì santo quando il Signore l'ha chiamata. Ora però celebra la vittoria sulla morte e sulle condizioni dolorose e la celebra assieme al risorto. Infatti, chi ha condiviso con Gesù nella propria carne la passione, ora condivide con Lui anche la risurrezione. Per questo Riccarda può ripetere:
mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Apritemi dunque le porte del cielo. Entrerò per rendere grazie al Signore. Apriamoci dunque anche noi alla novità della vita eterna. Non fermiamoci solo ai ricordi di un passato recente per trovare forza e consolazione. I ricordi, pur doverosi, vanno interpretati come messaggi che hanno anticipato il futuro di Riccarda. Quando lei diceva «Desidero vedere Carmelo», esprimeva profeticamente il futuro incontro con lui, il marito. Incontro che oggi trova compimento. Anche le sofferenze, la solitudine forzata all'ospedale nascondevano il desiderio di una liberazione, di un oltre che oggi si compie. Forse siamo ancora bloccati al passato e ad uno sguardo povero di speranza, cioè di futuro, quando pensiamo alla situazione dolorosa di Riccardo e diciamo: ma è vita questa? Sì, dobbiamo rispondere: è vita. E non solo perché ci ha insegnato a vivere dentro la realtà, ma anche perché la prova, illuminata dalla speranza, apre e conduce alla vita nella sua pienezza. Che cosa dobbiamo fare? Chiesero i giudei a Pietro, che li ha illuminati su Gesù da loro crocifisso, ma che il Padre ha risuscitato e fatto Signore. Pietro rispose: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare. Noi, grazie a Dio, lo siamo già, nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Dunque, per noi e per il nostro cammino di fede e di speranza ci è stata donata meglio, la vita di Riccarda. Lei infatti ci ha lasciato un esempio, ci ha dato la grazia di capire meglio, pur con i limiti umani di ogni creatura, il senso dell'esistenza terrena. La sorella Riccarda è stata davvero un esempio importante di fedeltà innanzitutto alla Chiesa. In ciò è stata sollecitata molto dallo zio Monsignor Felice Marchesan. Un esempio anche di lavoro nel suo negozio di abbigliamento, esempio di generosità, di bontà e anche di disciplina. Ma c'è di più. Mentre veniva forzatamente e controvoglia abbandonata in ospedale dai suoi cari, lei si è abbandonata alla sorgente della vita, sia pure con il tremore e la paura proprie di ogni essere umano, cose che anche Gesù ha provato. Ora che lei è entrata nella gloria di Cristo e può dire ancora mio canto e mia gioia è il Signore. Mendichiamo allora e chiediamo a Gesù e a lei di mantenere vive in noi la fede e la speranza che operano nella carità fraterna. Sia lodato Gesù Cristo.
fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonde in noi la beata speranza della risurrezione. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra sorella Riccarda e per tutti i nostri defunti che già contemplano il volto di Dio, ci aiutino a ricordare che la vita terrena finisce solo per aprirci a quella eterna nella comunione con Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Sonia, Luca e Felice, per i nipoti, i parenti e per tutta la comunità, perché questo momento di dolore diventi occasione per riscoprire lo sguardo di misericordia di Dio alla nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cristo risorto afferma la positività della realtà, perché anche nei momenti più difficili non perdiamo questa certezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché proclami la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo di fronte al dolore e all'incertezza per il suo futuro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli la nostra sorella Riccarda insieme ai santi nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Ora, durante il gesto liturgico dell'offertorio, che esprime il legame tra carità e preghiera, passeremo a raccogliere le offerte. Ricordiamo che tutto quanto viene raccolto durante le celebrazioni dei funerali viene consegnato alla Caritas parrocchiale per le attività a sostegno delle diverse povertà. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore. Temiamo e amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Fa che un giorno contempliamo il Tuo volto nella gloria dei beati Cristo Dio, e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Padre,
i nostri doni, perché la nostra sorella Riccarda sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Riccarda, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santo Stefano e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha insegnato a pregare il Padre e ci ha uniti a sé nella stessa preghiera. Nel suo nome diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Ecco
Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di Soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa, in verdissimi prati mi Vada Luca, a destra, vada a sinistra. pasce, mi disseta placide acque, e ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro a lui vi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio lungo tutto il migliore dei giorni.
Scusate, toglierò la mascherina per un minuto perché è già difficile così, con la mascherina diventa più difficile. La morte non è la fine di tutto. Essa è un nuovo inizio per mia mamma, per noi che restiamo qui. Una nuova nascita che comincia ancora una volta col pianto, il nostro, e la paura dell'abbandono totale di chi deve andare verso il mistero. Ci vorrà tempo, servirà del tempo per abituarsi a vivere senza di te, cara e dolce Ricky. Senza la tua carnale presenza, senza la tua proverbiale schiettezza, senza il tuo amore donato e compreso. Ci vorrà del tempo per comprendere ed accettare la separazione di questo mondo e riconoscere che la morte è parte essenziale della vita. Non è facile per nessuno, ma Dio conosce le ragioni. Lui sa il perché di tutto. Non è questione di giusto o ingiusto, ma di saper fare i conti con la nostra umanità, incapace di accettare la realtà, la circostanza, soprattutto quando essa è drammatica. Molti prima di noi hanno già sofferto, molti dopo di noi soffriranno. Toccherà a tutti, è un passaggio obbligato con cui tutti noi, che siamo una comunità, faremo i conti. Per un'anima che rinasce in cielo, altre dovranno imparare a vivere in terra, ed è proprio così che si diventa grandi, imparando a vivere. Io credo, io sono certo, e lo voglio dire a tutti voi, mamma è viva, è qui, che ci consola e che ci asciuga le lacrime che solcano il nostro volto. Anche lei ha fatto la sua via crucis e gli ultimi suoi giorni sono stati faticosi,
anche se credo soprattutto spiritualmente. Tuttavia, l'obbligo della distanza dalla famiglia e dai figli saranno state l'occasione di domande e suppliche di preghiera al buon Dio. Ne sono certo. Mamma ha sempre pregato tanto perché così è stata educata, all'abbandono totale. L'eredità più grande che conservo nel cuore sarà il bene che hai voluto a papà, l'amore e la fedeltà alla famiglia, la tua bellezza, la tua bella franchezza, la tua libertà e la tua dedizione al lavoro. Hai lavorato tanto in bottega, in famiglia, quante volte ci hai corso dietro col mestolo, ma tutto era finalizzato ad un bene più grande, la nostra educazione, il nostro diventare grandi, il farci crescere in timore di Dio, ma contemporaneamente donandoci la certezza che Lui è l'unico che non tradisce mai. Lui non ci abbandonerà mai. Quindi perché dovrebbe farlo adesso? Il ricordo più grato è stato il suo tenero sguardo, rigeneratore di fiducia, dolce e comprensivo. La certezza che porto nel cuore è che un giorno ci rivedremo, mamma, assieme al papà, a tutti i santi, agli amici e parenti che ci hanno preceduto. Quel giorno ritorneremo a fare festa insieme per l'eternità. A nome anche dei miei fratelli ringraziamo tutti i sacerdoti che si sono uniti oggi e che hanno accompagnato nella preghiera questo nostro cammino. Ringraziamo gli amici volontari del servizio che si sono sacrificati e si sacrificano sempre per la comunità. Ringraziamo la comunità tutta, voi amici, che ci avete manifestato il vostro caloroso affetto e ci avete fermato per strada, in macchina, in bicicletta, talvolta raccontandoci anche degli aneddoti, talvolta solo e per un semplice ma sincero mi dispiace. Grazie a tutti voi. Ricky, cara, che la Madonna ti accolga in cielo e ti conceda tutte le grazie che vorrai donarci e la pace dell'anima. Prega per noi tutti. Amen. Preghiamo. Fa, o Signore, che la nostra sorella Riccarda, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. La nostra sorella Riccarda si è addormentata nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, la raccomandiamo all'amore infinitamente misericordioso del Padre, accompagnandola con le nostre preghiere. Ella che nel battesimo è diventata figlia di Dio e tante volte si è nutrita alla mensa del Signore, sia ora accolta nei cieli al banchetto dei figli e con i santi sia erede dei beni eterni promessi. E anche per noi che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno, insieme con la nostra sorella, andare incontro a Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. Venite, santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo, che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. E presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.
Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci. Ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Padre che mi hai formato a immagine del tuo volto, conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, che risplenda in eterno. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Riccarda, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato alla tua serva in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lei le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Al primo sole si desta la città della Marina e un bel giorno risuona la dolce campana vicina, mentre sul mare d'argento va il pescatore contento, passa, si inchina alla sua Madonnina dicendole piano così: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a vocare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta,
il pescatore che va. Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta il pescatore che va. Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. L'ultimo raggio di sole muore sull'onda marina e in un tramonto di sogni lontano la barca cammina fra mille stelle d'argento al pescatore contento. Sussulto d'amore sospira pregando così. Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a rogare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta il pescatore che va. Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta il pescatore